L'ospedale di Chioggia fa scuola in America. Da qui a settembre 7 studentesse statunitensi della University of Kansas trascorreranno l'estate 5 ore al giorno in pediatria, chirurgia e ginecologia a Chioggia, affiancando le varie equip. Questo programma formativo si unisce al potenziamento estivo dell'emergenza-urgenza con il progetto decennale Vacanze Sicure dell'Ulstre Serenissima. In questi anni siamo cresciuti, gli investimenti sono importanti, 1.300.000 euro e oltre è una cosa che vuol dire tanto, ma soprattutto vuol dire tante professionalità, tante competenze che si impegnano in questo periodo per dare il massimo soprattutto di sicurezza sui luoghi dove i nostri concittadini trovano un attimo di riposo durante l'estate. Con nuovi mezzi e attività, visori a panoramica amplificata, quad di soccorso, ambubike e sistemi diagnostici amplificati in ospedale. Sono solo alcuni dei 42 progetti realizzati, oltre al potenziamento dei trasporti secondari e mezzi di soccorso dedicati alla stagione estiva. Nelle spiagge sono stati istituiti 4 ambulatori infermieristici negli stabilimenti Ascot, Stella Maris, Astoria e Camping Smeraldo, più un presidio ambulanza a Isola Verde. In primis mette assieme tutta l'area dell'urgenza e emergenza, potenziando i pronto soccorsi e gli ambulatori in spiaggia, e poi sul territorio va incontro alle problematiche di stagione, il caldo per gli anziani e la prevenzione in ambito sanitario, per capire esattamente quali sono le problematiche e creare una sanità migliore a misura del turista. Attivata anche la possibilità tra i villeggianti di proseguire l'attività di dialisi. Sono già 17 i pazienti fuori regione che ne usufruiscono in questo giugno. E poi i progetti in spiaggia con il cardiologo, sotto il sole con occhi protetti, litorale sicuro con la Capitaneria di Porto. Garantire ovviamente la sicurezza sanitaria è una questione veramente di primaria importanza, anche perché il turista che viene e sa che ci sono anche questi mezzi a disposizione per poter intervenire celermente e in maniera ovviamente professionale, fa ben sperare che ovviamente il turista possa rimanere tranquillo e comodamente a trascorrere le proprie vacanze.